Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. La Polizia di Stato ha indagato 4 donne italiane di età compresa tra i 40 e i 60 anni, tutte residenti fuori regione, per i reati di diffamazione e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ai danni del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che nel maggio dello scorso anno aveva presentato negli uffici della Digos di Trieste una querela per diffamazione. Sul profilo Facebook erano stati inviati post denigratori in aperto contrasto con la campagna vaccinale. Sentiamo Riccardi. Ci hanno minacciato di morte, ci hanno minacciato di tutto nel corso della pandemia. Quindi noi io ho presentato i documenti nei quali venivo minacciato fino al punto di essere anche osservato da parte delle forze dell'ordine per ragioni di sicurezza. Vi garantisco che non è un bel vivere. Le autorità di polizia faranno il corso che devono fare. Io penso che possiamo avere delle opinioni diverse, ma manifestarle nel modo in cui le abbiamo manifestate contro chi principalmente era colpito. Ricordo che il Presidente della Regione non poteva andare a fare una passeggiata in un parco con i figli, anzi non lo fa ancora perché è scortato molto più di quello che sono stato in qualche modo osservato io per ragioni di sicurezza. Noi abbiamo fatto il nostro dovere responsabilmente. Sappiamo che fare il nostro dovere ogni tanto costa molto, ma io sono contento di quello che ho fatto e soprattutto sono contento e spero che la giustizia vada avanti nei confronti di queste persone. Se lei incontrasse adesso queste persone, se lei le incontra vis-à-vis, che cosa dice a loro? Mi siederei con loro e gli chiederei perché, cercherei di convincerli non della opinione diversa che abbiamo, ma del modo con il quale si possono dire le cose. L'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale è all'avanguardia per i sistemi di assistenza sanitaria sul territorio grazie a un progetto di telemedicina avviato dalla clinica maxillofacciale. Telemedicina, un'esperienza nata durante la pandemia in azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale attraverso la clinica di chirurgia maxillofacciale. Ha ottenuto importanti risultati, tanto da fungere ora da apripista per ampliare il servizio sul territorio. Da questo c'è stato lo stimolo a voler intraprendere 2 progetti sperimentali per poi farli diventare istituzionalizzati, perché rientrano nel PNRR, quindi la missione 6 proprio che prevede la telemedicina, e quindi poter partire con 2 progetti sensibili. Ovviamente uno è quello della teleoncologia, quindi monitoraggio dei nostri pazienti a casa e screening e quindi diagnosi precoce del cancro del cavo orale, e l'altro è il teletrauma, che è più un progetto di sistema, perché vede collegata la struttura hub con gli SPOC, come è giusto che avvenga, in una sorta di interazione che diventa un'interazione tecnologica mediata dalla telemedicina e che permette di evitare per esempio dei trasferimenti dallo SPOC all'hub inutili, attivazione di ambulanze, attivazione di personale. Su questa strada l'ospedale di Udine intende continuare appunto per applicarlo anche ad altri settori, ad esempio alla gastroenterologia. Noi forniremo tutto il nostro know-how perché è importante che l'esperienza vada oltre i confini della maxillofacciale. Ancora in tema di sanità, il consigliere regionale Maddalena Spagnolo ha incontrato il direttore della struttura complessa di pediatria dell'ospedale di Palmanova Latisana, Elisabetta Miorin, e visitato il reparto di pediatria dell'ospedale di Latisana, che è stato adattato per accogliere al meglio gli adolescenti con disturbi alimentari, creando una stanza multidisciplinare dedicata all'accoglienza degli adolescenti con disturbi alimentari. Nel periodo della pandemia, spiega Spagnolo, soprattutto fra gli adolescenti c'è stato un aumento significativo di disturbi da disagio neuropsichiatrico e di disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia nervosa e bulimia. Per affrontare queste problematiche, nella primavera del 2021 è nato il Centro dei disturbi del comportamento alimentare per minori presso la Bassa Friulana, con sede a Palmanova, in cui opera l'equipe multidisciplinare composta da più figure professionali: neuropsichiatra, psicologo, dietista, educatore, assistente sociale e di pediatri dell'ospedale di Latisana Palmanova. E ha lo scopo di intercettare lo stato di disagio psicologico il nuovo portello di ascolto Aspic, inaugurato al primo piano del Cittafiera di Torreano di Martignaco. Centro d'ascolto per aiutare dal punto di vista psicologico le famiglie o i singoli cittadini che ne abbiano bisogno è stato inaugurato al primo piano di Cittafiera Torreano di Martignaco. A mettersi a disposizione gratuitamente di chi è in cerca di aiuto sono gli psicologi dell'Aspic.
E in questo momento storico pensare al supporto psicologico è importantissimo. Questo centro funzionerà dando servizio, quindi avremo il CAO, che è il centro di ascolto e orientamento, piuttosto che i gruppi AMA. I gruppi AMA sono i gruppi di mutuo aiuto, sono servizi tutti gratuiti. Abbiamo già attivato, come dicevo, il gruppo AMA dedicato all'alimentazione, alle persone separate, alla solitudine, e anche a tutto il tema del uscire dalla zona di comfort, uscire dalle zone sicure per andare verso il nuovo. Quindi si attiverà con l'ascolto e anche con delle serate, degli eventi e delle anche opportunità di dirette, Facebook e quant'altro. La cronaca rissa ieri sera in pieno centro a Trieste. Un uomo straniero è stato ripetutamente colpito da un coltello o da un bastone. Si trova in gravi condizioni all'ospedale di Catinara, indagini in corso. Qualche parola di troppo, poi sono volati pugni e calci. La Polizia di Stato, intervenuta subito sul posto, non esclude che nella violenta rissa scoppiata ieri sera in centro a Trieste, nella parte alta di Viale 20 Settembre, possano essere stati utilizzati coltelli o bastoni. Nel corso della lite un uomo di 40 anni straniero è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato con l'ambulanza d'urgenza all'ospedale Catinara. Al momento sull'episodio trapela poco. I poliziotti della questura di Trieste stanno cercando di capire i motivi della rissa e soprattutto se il ferito sia stato colpito ripetutamente da colpi di fendente oppure con un bastone. L'uomo, soccorso da personale del 118, si trova ora nel nosocomio cittadino. La rissa ha visto il quarantenne essere aggredito da più persone contemporaneamente. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Una Lancia Y condotta da una donna dopo essere finita fuori strada si è cappottata. L'incidente è successo questa mattina a Udine in via Monsignor Nogara dopo la rotonda. La conducente ferita è stata accompagnata al pronto soccorso. Rilievi in corso da parte della polizia locale. E uno scontro tra una Smart e un furgone adibito al trasporto di medicinali si è verificato questa mattina attorno alle 5:15 in viale Europa Lignano. All'intersezione con viale Platani e via Quercia la Smart avrebbe centrato la parte posteriore del veicolo commerciale che a quel punto si è rovesciato su un fianco. Ad aver avuto la peggio è stato il passeggero della Smart che è stato elitrasportato a Udine. I conducenti dei rispettivi mezzi sono stati invece accompagnati all'ospedale di Latisana. Rilievi dei carabinieri di Lignano e del radiomobile di Latisana. E come da previsioni meteo, un forte vento si è alzato ieri pomeriggio lungo la costa balneare friulana, in particolare a Lignano Sabbiadoro. Le forti raffiche di vento hanno generato un fuggi generale tra i turisti e i bagnanti che si trovavano lungo l'arenile. Nel video, realizzato da Francesco Leggio e Christian Winter, possiamo vedere gli attimi forse più suggestivi del fenomeno che è durato alcuni minuti e che in breve tempo ha letteralmente svuotato gli stabilimenti balneari. Ritorna dal 1 al 10 luglio Gustosa Sappada, il Festival della Gastronomia di Sappada e Forniavoltri. 27 attività proporranno nelle due località menù e proposte gastronomiche sul tema I sapori di una volta. Vediamo. Ospitalità autentica elevata dall'enogastronomia di alta qualità. Si presenta così Gustosa Sappada, festival giunto alla seconda edizione, che proporrà dal 1 al 10 luglio degustazioni, menù tipici e percorsi a tema in quota tra Sappada e Forniavoltri. I 27 sono le attività che hanno aderito tra ristoranti, B&B, pasticcerie, un panificio, che propongono quest'anno dei menù e dei prodotti a tema, e il tema sono i sapori di una volta. Quindi per 10 giorni i nostri ristoranti, tutte le attività che aderiscono, presenteranno queste tipicità, e in più nelle 2 giornate di sabato, domenica 9 e 10 lungo il Sentiero 5 si potrà assistere ad una kermesse di prodotti del territorio, molti a chilometro zero, e poi ci saranno musica e intrattenimento ad allietare una parte di Gustosa Sappada proprio molto più bucolica rispetto a quella dei ristoranti. Come si inserisce questo festival nel programma per l'estate di Sappada? Allora diciamo che abbiamo ideato un programma di manifestazione molto ricco. Siamo partiti settimana scorsa con il primo concerto dei Borghi della Notte Romantica, che ha voluto dare il via e là a una, come ho detto, una ricca programmazione estiva che spazierà in tantissimi campi, dallo sport al teatro alla musica. Come si prospetta la stagione per Sappada? Al momento direi molto bene. Abbiamo vissuto un giugno
molto al di sopra delle aspettative. Abbiamo poi delle buonissime prenotazioni per tutto il mese di luglio, abbiamo già un tutto esaurito per il mese di agosto. La Kermesse, organizzata dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo con il sostegno di Promoturismo FVG, è stata presentata questa mattina a Udine, alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini e di Fabrizia Meroi, nominata chef dell'anno per il 2022 dalla guida L'Espresso e che ieri è stata informata delle 3 forchette assegnate dalla guida Gambero Rosso al suo ristorante Laite a Sappada. La regione Friuli Venezia Giulia sta vivendo un momento molto importante dal punto di vista turistico. A certificarlo è l'assessore Sergio Bini, che specifica come una delle chiavi sia proprio l'enogastronomia. Assessore, dal mare alla montagna, l'enogastronomia è sempre una carta vincente, lo in particolare in Friuli Venezia Giulia. Beh, assolutamente, stiamo vivendo un momento davvero magico, il turismo a tutto tondo sta tirando in maniera significativa, in maniera importante. L'enogastronomia è una delle carte, uno dei jolly che noi ci possiamo giocare tranquillamente sia a livello regionale, nazionale, ma anche e soprattutto a livello internazionale. Eventi come questi sono eventi che arricchiscono un già ricco palinsesto, quindi insomma stiamo vivendo una stagione meravigliosa, nonostante i condizionamenti che ancora, ahimè, ci sono, però numeri importanti, incassi importanti, visitatori, momento davvero magico. Ha fatto il suo ingresso in Friuli Venezia Giulia la fiaccola alpina della memoria e della tradizione, partita il 6 giugno da Ventimiglia, viaggio che si concluderà il 2 luglio a Trieste, il tutto per celebrare i 150 anni dalla nascita del Corpo degli Alpini, e questa è una delle 23 tappe con il passaggio in almeno 150 città nelle quali gli alpini sono stati presenti in maniera stanziale. Oggi la fiaccola, protagonista di un tragitto lungo quasi 1000 chilometri, è partita da Conegliano per fare alcuni passaggi a Pordenone e giungere nel tardo pomeriggio a Tolmezzo, con tappe intermedie alla chiasetta alpina di Muris e Cavazzo. Le staffette sono composte da militari in servizio e alpini dell'Associazione Nazionale. Domani la fiaccola ripartirà da Remanzacco per arrivare a Gemona, passando da Cividale. Era questa l'ultima notizia per la nostra edizione del telegiornale. Subito dopo restate con noi perché c'è A voi la linea. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.